Dunque, oggi è il mio primo giorno di reclusione dovuto a questa quarantena del coronavirus. Il lavoro che faccio part-time è chiuso, come la maggior parte delle attività qua in Italia, per cui vi porterò con me in un po' di lavoretti che devo fare qua in laboratorio e nella zona esterna, visto che bisogna stare a casa, insomma, diamoci da fare e rendiamo questo tempo più che produttivo. Come potete vedere qua in laboratorio adesso c'è veramente un disastro, attrezzi ovunque, materiale, guardate quante scatole che devo sistemare, cavi, luci, bordello lì sopra, bordello qua sopra. Quindi un po' di questo spazio verrà sistemato e soprattutto qua. Questa che è la legnaia, ho già disposto qui uno stoccaggio della legna che arriva fin sotto, praticamente tronchi e travi. Oggi devo lavare questi bancali. Qui c'è un casino incredibile, spero di sistemare, devo togliere tutta la zona qua in fondo. Da questa liberare, organizzare, vedere qua di sistemare, ho del ferro là, insomma c'è un bel po' di cose da fare. Approfitterò appunto di questo periodo di reclusione forzata per portare avanti tutti questi lavori che sto rimandando ormai da un po' di tempo. So che non ci sentiamo da un po', ma stavo organizzando tutto il mio lavoro. Ho preferito concentrarmi su quello piuttosto che sulla pubblicazione. Dunque, non che io non abbia girato video, ovviamente, perché ne ho girati alcuni progetti su commissione e altri per amici e altri per me, per cui ve li farò vedere appena finirò di montarli. Magari questo video uscirà prima o magari no. Nel frattempo documento come al solito, poi per montare si fa sempre tempo. Ok, allora, bancali tutti lavati, una pila qua e una pila lì, un po' li venderò e un po' me li terrò per fare dei lavori. Ora devo liberare tutto questo, quelle lì sono assi dei bancali già smontate che dovrò sistemare e organizzare, mentre il resto dovrebbero essere altri bancali ma rotti. Quelli rotti li taglierò, li userò come legna da ardere, li organizzerò. Devo tagliare anche tutta questa legna qua che diventerà legna da ardere. A questo punto quasi quasi con un bancale vecchio faccio una struttura chiusa tipo questa per mettere la legna da bruciare nel camino. E queste strutture qua dovrò segarle qui per recuperare questo scatolato, sarà tipo un 2x2 per fare qualche progettino, e questo non lo so. Che confusione. Da dove partiamo? Partiamo dalla legna da ardere. Facciamo un mucchio qua, questi, anche questo e anche questo. Perché questo da buttare. Easy. Ora sostanzialmente sto dividendo i bancali che sono buoni da poter vendere, i bancali che sono rotti che possono servirmi per creare delle strutture qua. Là ci sono i bancali già puliti da vendere e quelli sono da pulire e da vendere, per cui tra quelli da cui posso trarre un profitto e quelli che mi servono proprio come legna da ardere. Questo per esempio, qui manca una delle tre gambe, lo metto qui in quelli
da cui posso recuperare dei pezzi. Questo ultimo qua è un Epal, basta dargli una bella pulita e mi danno 5 euro. Qui in fondo dunque tutto completamente libero. Ora là dovrò fare una pila alta di bancali Epal che sono già pronti per essere venduti, mentre tenerne questi qua che sono solamente per recuperare dei pezzi, quelli lì rotti invece costruirò una struttura per immagazzinare tutta la legna da ardere, in modo che sia un bancale però con delle pareti e un tetto sopra da poter spostare dove più serve e mettere la legna da ardere. Penso che funzioni. Dunque sistemiamo un po' adesso. Fatica, forse farò una pausa. Potrei concludere questa mattinata adesso lavando anche quegli altri bancali e impilandoli là pronti per appena riaprono le attività portarli e venderli. Tagliare col seghetto a gattuccio tutti i pezzi di ferro e viti che escono, poi vado su e mangio. Oggi pomeriggio magari comincio a impilare e costruire il portalegna da ardere, maybe, non lo so. Sì. Vediamo quanti sono, 2, 4, 22, quindi sono 120 euro circa di bancali. Va bene, ottimo, ottimo, ottimo. Questi rimangono decisamente lì. Ok, ci vediamo dopo, io vado a pausa pranzo. Pausa pranzo terminata. Ora, cosa mi rimane da fare? I bancali questi sono pronti. Quasi quasi mi conviene. Vediamo un po' qua. Tra l'altro mi è venuto pure un po' di sonno da fare la pennichella, ma continuerò a fare e a portare avanti la situazione. Quello che mi manca da fare adesso è utilizzare uno dei bancali per costruire una struttura dove accatastare tutta la legna da ardere e tagliare tutta quella a pezzi più maneggevoli. Potrei usare uno di quei bancali, uno di quelli là sopra, tanto sono bruttini. Questa, se ve lo state chiedendo, sì, è una barca di un progetto iniziato tanti anni fa e non è stato mai terminato. Potremmo usare questo un po' sghingherello, però magari lo fissiamo bene. Ora vado a prendere tutti gli attrezzi e figuro un attimo come procedere. Poi guarda qua, accidenti, qua potrebbe venire in aiuto questo. Siamo un po' più, però qua come cazzo lo libero io? Sii cattivo. Eccolo qua. Di questi così me ne servono 4. Molto bene, siamo già a metà dell'opera.
molto bene. Dio che fatica. Ok, ora questa è la base di quella struttura dove io andrò ad attaccare prima ai lati 1 e 2 e poi sopra ancora viti lunghe, avvitatore. Cazzo, sarebbe figo avere anche il retro. Oh, guarda qua, che figata. E se ci metto un altro di questi? Molto bene. Non male. Ora quello che devo provare a fare, visto che in fondo mi mancano i mezzi, è portare tutta la struttura qui in laboratorio e terminarla, ecco, e terminarla qua. Ok Google, accendi tutte le luci. Non riesco a collegarmi alla rete wifi, controlla le impostazioni di connessione nell'app Google Home. Ok Google. Non riesco a collegarmi alla rete wifi, controlla le impostazioni di connessione nell'app Google Home. C'è, vabbè, proprio adesso che serve, senza luce. Molto bene. Ok Google, accendi tutte le luci. Mi dispiace, le 8 luci non sono disponibili al momento. Vabbè. Ok Google, accendi il laboratorio. Certo, accendo il dispositivo laboratorio. E ci voleva tanto? Quello che mi manca fare ora è l'altra sponda da mettere qua. Ora, eccola qua, molto semplice, struttura da così, questo dovrebbe reggere e funziona. Ora la porto fuori e la posiziono esattamente là sotto. Messo qui, gli ho dato una pulita con il Ghibli e adesso è tutto bello lucido, senza terra. Lascio qua che si asciuga, domani sistemerò questa legna qui, taglierò questi che sono da buttare, questi sono da buttare, domani anche taglierò questo ferro qua in modo da recuperare questo scatolato e ho qualche progettino in mente da fare. Ora, prima di chiudere la giornata, qua sotto c'è pieno di travi, tavole di legna, vedete, tutte così. Sopra una barca, mi piacerebbe riuscire a toglierla da qua, aia, toglierla, magari la appoggerò là in fondo per oggi. Basta, comunque ho fatto un sacco di progressi, sono contento. Oh no, 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 no. Oh, non è andata proprio come speravo. Ah. Beh. Ok, not bad, not bad. Madonna, che schifo. Bah. Ora con tutta questa linea qua devo costruire un rack da metterla sotto per organizzare tutta questa legna qua e quella legna che ho là. Nel tempo raccogli un po' di legna qua, chi ti regala quella, ne ho accumulata parecchia e diventa scomodo posizionarla solo in una parte. Per cui per oggi diciamo che chiudiamo il primo giorno di reclusione con un bel ottimo lavoro Mario e ci vediamo domani. Ciao!